Il terzo inceneritore in Sardegna, a Porto Torres, è netto il rifiuto dell'amministrazione comunale. Fra i cittadini il dilemma fra salute e bisogno di lavoro. L'inviato Mario Mossa. È un'ipotesi, ma ha già sollevato un mare di critiche l'idea di far nascere a Porto Torres un inceneritore. Il sindaco 5 Stelle, Sean Wheeler, è contrario sotto ogni punto di vista. Bisogna impiantare un circolo virtuoso dei rifiuti e di gestione dei rifiuti. Porto Torres ha già una centrale elettrica che è a carbone, nonostante ci sia stato un referendum dove i cittadini si erano espressi contrari. C'è una centrale a biomassa per la chimica verde e possiamo anche, tollerarlo, ma un inceneritore non rientra in un'ottica di gestione dei rifiuti che deve diventare virtuosa, non solo per Porto Torres. In una città fiaccata dalla crisi e dalla mancanza di lavoro e in assenza di informazioni precise, i pareri della popolazione sono contrastanti. Non sarebbe male in quanto dà lavoro a qualcheduno. L'importante è che arrivi lavoro a Porto Torres. Sono d'accordo anch'io che il lavoro è importante, però viene anche la salute. È una cosa importante anche la salute, anzi viene prima del lavoro la salute. Il problema è che qua siamo ridotti alla fame. Ho visto anche inceneritori fatti bene. Il progetto di un inceneritore nella zona industriale di Porto Torres non è nuovo, risale al 2007 e la sua nascita riguarda, per i riflessi ambientali, l'intero territorio del nord-ovest della Sardegna.